Il mese di maggio per tutte le persone di fede, per i cristiani, è il mese dedicato a Maria, la nostra mamma celeste. La Fondazione Opera Immacolata Concezione vive con particolare intensità questo mese e lo fa con un'attività che è semplice per quanto riguarda la coesione sociale proposta nelle nostre residenze, ma che in realtà è un'attività molto molto importante e molto vissuta a livello spirituale, a livello di fede, da ospiti, dal personale, dai familiari, dai volontari e dagli amici tutti della Fondazione. Si tratta della Peregrinatio Mariae. La statua della Beata Vergine Maria viene portata in tutte le residenze perché tutti insieme vogliamo invocare la sua protezione e il suo aiuto. Nello specifico, la Peregrinatio Mariae è un'attività che è diventata una tradizione all'interno della Fondazione. La prima si è svolta il 13 maggio 2005, quando la statua pellegrina della Madonna di Fatima, custodita dai gesuiti a Gallarate, è apparsa nei nostri cieli portata dall'elicottero dell'esercito in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni della nostra Fondazione. Successivamente, l'allora presidente professor Angelo Ferro donò una statua riproduzione fedele della Madonna di Fatima, proprio una statua lignea proveniente da Fatima, la donò alla Fondazione Opera Immacolata Concezione e venne fatta una seconda peregrinazio nel 2016. In occasione purtroppo della pandemia da Covid nel maggio del 2020 ci fu il pensiero condiviso di fare una nuova Peregrinatio Mariae e in un'unica settimana del mese di maggio 2020 la statua, che viene custodita nella chiesa di Maria Santissima al Civitas Vitae Angelo Ferro a Padova, fu portata in tutte le residenze per mettere la nostra fondazione e le nostre vite sotto la protezione della Madonna. Dal 2020, ogni mese di maggio, per volere della direzione e su richiesta esplicita degli ospiti, viene realizzata la peregrinazio in tutte le sedi. Il programma varia anno per anno, ma inizia con la grande festa del 1° maggio e si chiude con fine mese la processione in cui vengono coinvolte anche le associazioni locali, l'Unitalsi e il Sovrano Militare Ordine di Malta con la processione e la Santa Messa al Civitas Vitae Angelo Ferro. Il programma di quest'anno vede il pellegrinaggio in partenza dal Civitas Vitae Angelo Ferro con la presenza nelle varie strutture che compongono la nostra cittadina della vita. La Madonna poi passerà a Oderzo, nella sede di Treviso, nella sede di Vedelago, successivamente sarà a Gorizia, poi sarà a Carmignano di Brenta, quindi ad Asiago, a Thiene, a Borgoricco, nel Civitas Vitae poi Nazareth a Padova, quindi sui Colli Iberici a San Giovanni in Monte, per fare ritorno poi alla Civitas Vitae con la Santa Messa di chiusura e la processione del 31 maggio. I momenti che vengono vissuti sono i più vari, dalla semplice devozione manifestata tramite la preghiera davanti alla statua, il rosario vissuto con i familiari e i volontari Vada che sono presenti nelle residenze, c'è anche la possibilità poi delle celebrazioni eucaristiche con i sacerdoti che sono presenti nelle nostre residenze e anche la possibilità di avere la statua in santuari o in chiese, quindi nelle parrocchie dove ci sono le nostre residenze, per esempio a Thiene, negli scorsi anni c'è stato anche a Bozzolo, ma anche a San Giovanni in Monte, quindi è un connubio di attività che ogni sede vive nella miglior maniera per far sì che tutti insieme, dagli ospiti al personale, ai familiari, volontari, amici, ci sia questa preghiera comune che porta tutta la nostra fede in Gesù e soprattutto lo fa attraverso la sua mamma a cui è intitolata la nostra fondazione. La Peregrinatio Mariae 2025 si permea inoltre di un momento particolare perché si inserisce nel percorso giubilare. Siamo nel Giubileo, quindi anno santo, le preghiere che vengono recitate si rifanno ovviamente al periodo particolare di misericordia, di salvezza, di speranza. Quindi con noi, che dovremo essere pellegrini in questa vita, si muove anche la statua pellegrina della Madonna. E in più si è inserita negli ultimi giorni anche l'occasione da una parte della morte del Santo Padre
padre Francesco, in cui in tutte le residenze recitiamo proprio la preghiera del Giubileo scritta e voluta dal Papa. Dall'altra parte la grande gioia per la nuova elezione del nuovo pontefice Leone XIV, che speriamo di avere l'occasione di conoscere, ma che sicuramente guiderà la Chiesa nel miglior modo possibile in questo periodo in cui viene richiesta soprattutto la pace, la speranza, la salvezza e la misericordia per tutti. La Peregrinatio Mariae 2025 inoltre sarà anche un'occasione per pensare insieme al nuovo percorso del prossimo anno, che si inserirà nei 70 anni di festeggiamento per la Fondazione Opera Immacolata Concezione. Una ulteriore occasione per vivere insieme con fede quella che è la mission della Fondazione Opera Immacolata Concezione, di attenzione verso la persona, verso i suoi bisogni in tutti i momenti della sua vita e soprattutto anche con la valorizzazione di quella che è l'esperienza umana alla luce della fede.